Parliamo di colori del semaforo. Il signore è stato sanzionato perché è semplicemente passato con il rosso. Gli unici colori di cui vuol sentir parlare il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo, sono quelli delle luci del semaforo, non certo della pelle del cittadino egiziano di 55 anni, Fatih Wadan, che ai nostri microfoni ha denunciato di essere stato multato dai vigili urbani per aver attraversato la strada quando il semaforo pedonale di piazzale Duca d'Aosta, fronte stazione, era, secondo la sua versione, ancora giallo. Finito nel mirino, dice, perché straniero più che per la violazione. Assolutamente no, e non vorrei che passasse il messaggio che in qualche modo è stato paventato di una specie di multa di natura razzista, assolutamente. Tra l'altro, oltre al verbale che abbiamo agli atti, ci sono anche le immagini della videosorveglianza che testimoniano che non è passato con l'arancione o il giallo, ma clamorosamente con il rosso. E il 55enne non è il solo a essere stato multato per un'infrazione che in molti ritengono veniale. I pedoni devono rispettare, come tutti gli utenti della strada, i colori dei semafori. Già un utente è stato sanzionato a marzo, ho fatto una disposizione di servizio affinché gli agenti facciano ulteriori controlli sui pedoni, perché i pedoni, se attraversano col rosso, mettono in pericolo se stessi, mettono in pericolo gli altri e creano sicuramente turbative alla circolazione stradale. Linea dura quindi verso gli indisciplinati in questo periodo in cui il comune sta tra l'altro sperimentando, proprio intervenendo sui tempi semaforici, nuovi accorgimenti per rendere il traffico in città più scorrevole. Il messaggio è chiarissimo. Non solo chi gira a piedi, a chi gira a piedi, a chi gira in bici, a chi gira con le proprie vetture, bisogna rispettare le regole. Se si rispettano le regole, nessuno può aver timore.